Buongiorno a tutte e a tutti, anche oggi benvenute e benvenuti al nostro ciclo di webinar Così diversi, così uguali. Oggi 30 ottobre, la protagonista del nostro talk sarà la professoressa Cristina Conti, che ci parlerà di accessibilità ambientale. Ma prima di presentarla, come ogni volta, voglio fare qualche ringraziamento alle persone che ci stanno aiutando a rendere ben strutturati e ben divulgati i nostri webinar. Come sapete, questo ciclo di webinar che trovate per quello che riguarda la locandina sull'home page del sito del CUG dell'Uniud, quindi www.uniud.it/CUG, li trovate anche sul canale di YouTube Play Uniud. E ovviamente potete immaginare la registrazione di questi webinar non viene messa così d'emblée sul canale di YouTube, ma viene lavorata. E allora oggi voglio ringraziare chi lavora a queste registrazioni, cioè la dottoressa Sveva Gregori, che sempre grande collaboratrice di Uniud, ci produce questi bellissimi pacchetti con una bella copertina, con una bella musichetta, che rendono molto piacevole poi la visione anche da casa. E devo ringraziare anche chi lavora sui social, quindi tutto l'ufficio comunicazione di Uniud, a partire dal dottor Maio e a seguire tutti i collaboratori e le collaboratrici che lavorano nell'ufficio di comunicazione, che poi divulgano tramite i social, Facebook, Instagram di Uniud questo ciclo di webinar. E adesso invece passo a presentare brevemente la professoressa Cristina Conti, che insomma è molto conosciuta nell'Università di Udine, perché la professoressa Conti è stata più volte delegata del rettore per quello che riguarda la valorizzazione degli spazi dell'Ateneo. La professoressa Conti è professoressa di tecnologia dell'architettura ed è responsabile, insieme al professor Lavarra, del laboratorio Space Lab del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura del nostro Ateneo. Si occupa da anni proprio di accessibilità ambientale e di Design for All. È stata ed è componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Regionale di Informazione sulle barriere architettoniche del Friuli Venezia Giulia. E adesso Cristina mi fermo qua perché questo è lo stile di questo ciclo di webinar, presentazioni molto sintetiche per lasciare spazio ai talk. E quindi ti cedo la parola, ci parlerai di accessibilità ambientale e inclusione sociale, ripensare gli spazi per le persone. Prego Cristina. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto ci tengo a fare l'appunto che sono architetto e quindi in quanto tale lavoro sia nell'ambito di didattica e di ricerca, nell'ambito dell'architettura, ma nello specifico su tutto quello che riguarda la realizzazione dei sistemi ambientali, ossia gli spazi in cui viviamo, e gli elementi del sistema edilizio che concorrono a comporre questi spazi, cioè quali elementi fanno sì che i nostri spazi siano adatti alla nostra vita. Su questa premessa mi calo direttamente nell'obiettivo inclusione. L'inclusione vuol dire includere, mettere dentro tutto uno stesso insieme, non integrare e mettere tutto dentro lo stesso insieme. Ciò si traduce nell'architettura nell'obiettivo di realizzare quelle condizioni ambientali ed uso tali affinché negli spazi sia permesso l'accesso a tutte le persone e a tutti i beni e a tutti i servizi. Allora, abbiamo detto accedere agli spazi, un'accessibilità di tipo ampliato, ampio, vedete la presentazione? Sì, un'accessibilità a quelle che sono le risorse di base, ai servizi sociali, al mercato del lavoro, più genericamente un'accessibilità a tutto ciò che concorre al soddisfacimento dei diritti delle persone, per partecipare pienamente alla vita economica, sociale, culturale, ma più genericamente per poter avere una vita autonoma e indipendente e godere di quel tenore di vita, di quel benessere che sono considerati normali.
E questo è l'unico momento in cui uso il termine normalità, cioè un diritto, un'aspettativa per tutti. L'obiettivo quindi è quello di creare degli spazi e degli oggetti che garantiscano questa indipendenza delle persone nel poter accedere a quelli che sono i servizi essenziali e non solo essenziali della nostra quotidianità. Ecco che iniziamo a capire che l'accessibilità ambientale in termini architettonici è uno strumento di progetto che serve a realizzare quelle che sono le strategie, le azioni e le programmazioni che portano e concorrono a realizzare l'inclusione. Ma quali sono effettivamente gli elementi per realizzare l'accessibilità ambientale? Ma soprattutto qual è il punto di partenza? Allora, innanzitutto bisogna avere ben chiaro quali sono i bisogni, bisogna conoscere quali sono i bisogni delle persone, partendo dal presupposto che le persone hanno diversi profili e che molti bisogni non sempre sono evidenti, in alcuni casi sono effettivamente speciali. Conoscere quali sono i bisogni facendosi delle domande o facendo delle domande. Perché questa attenzione ai bisogni speciali? Perché se il progetto riesce a risolvere e a dare una risposta a quelle che sono le fragilità, è molto probabile e quasi naturale che ci siano delle ricadute di qualità, di qualificazione anche per chi questi bisogni speciali non ce li ha. Conoscere le persone significa conoscere i bisogni, capire di che cosa hanno bisogno per riuscire ad accedere a questi servizi e a alle diverse attività quotidiane. Significa conoscere i comportamenti e riuscire a decifrare quali sono i tempi d'azione, gli elementi di insicurezza, gli aspetti percettivi e fisici di uso di uno spazio. Il punto di partenza è partire dal ritornare a quelle che sono le regole del progetto e conoscere lo spazio che li circonda. Partendo da quello che è il nostro patrimonio architettonico, cioè partendo da quello che è la realtà urbana e privata che noi quotidianamente viviamo. Guardando anche alla necessità di tutelare questo patrimonio. Cosa significa? Significa che l'architettura segue delle regole, dei paradigmi per realizzare la qualità degli spazi. Si tratta di indirizzare questa qualità degli spazi ad una visione centrata e risolutiva di quelli che sono i bisogni delle persone. Oltre al fatto che dalla storia noi possiamo imparare un mucchio di cose, guardando l'ambiente che ci circonda e quella che è l'architettura della storia, capiamo che la funzione non è mai stata persa di vista, la funzione rispetto a quello che bisogna fare in uno spazio. Questa immagine perché è uno dei tantissimi vicoli di un centro storico italiano, per voi forse è anche una strada, semplicemente un percorso sconnesso, invece in realtà racchiude degli elementi funzionali molto importanti, la scelta di non fare una scala e di fare una rampa perché doveva essere percorso dai carri, dalle ruote, non solo dalle persone. Il fatto di integrare delle pietre in quello che era un selciato probabilmente in origine discontinuo per poter far sì che le ruote si muovessero senza ostacolo. Quindi realizzare degli spazi con delle tecnologie che non devono essere a tutti gli effetti complessi, ma devono risolvere quelle che sono le piccole necessità di movimento, anche solo scegliendo dei materiali diversi. Dalla storia a quello che è il contesto attuale. Il contesto attuale ci colloca in un comparto della ricerca scientifica, delle competenze mediche, delle specializzazioni delle produzioni industriali, tale che ci permette di poter dire che ci sono tutti gli elementi strumentali per poter realizzare degli ambienti, quindi una spazialità tale da poter interagire correttamente con
correttamente con quelli che sono i bisogni delle persone, cioè la possibilità di realizzare degli spazi che sono a tutti gli effetti abilitanti. Certo è che, come ho detto prima, gli strumenti, le tecniche, i materiali hanno diversi gradi di innovazione. Pensate solo che cosa, le potenzialità che derivano dal mondo delle information technology, da tutta l'informazione e comunicazione di tecnologia che collega quella che è la protesi della persona a quelli che sono gli elementi dell'ambiente. Pensate a tutte quelle che sono le soluzioni ambientali rispetto a un corretto isolamento termico, a delle regole di orientamento. Contestualmente abbiamo dall'altra parte tutti gli strumenti che ci arrivano dalle conoscenze del comportamento, sia conoscenze mediche ma anche quindi fisiche e sensoriali della persona, ma anche tutti quelli che sono gli aspetti psicologici di interazione dell'uomo rispetto all'ambiente. Quindi dal punto di vista della innovazione funzionale abbiamo a disposizione tecniche, materiali, strumenti, conoscenze, competenze tali da poter risolvere correttamente la progettazione degli spazi. Siamo nel 2020, siamo arrivati a questo punto perché il mondo della ricerca e della produzione ha spinto verso una attenzione al funzionamento degli spazi. Un percorso che nell'ambito specifico della inizia nel secondo dopoguerra, l'attenzione a quelli che erano gli standard del vivere e degli spazi nasce proprio in risposta a quella che è la necessità di garantire la maggiore autonomia possibile ai reduci di guerra, ma ancora di più a tutte le disabilità conseguenti alla poliomielite. Quindi parliamo degli anni 50, un'attenzione a come il disabile, all'epoca definito handicappato, si doveva muovere nel mondo. Dagli anni 50 ad oggi un percorso importantissimo che ci ha portato da una visione, lasciamo stare la segregazione, di esclusione del meno sociale, arrivare all'attualità nostra dell'includerlo nel mondo. Una partecipazione attiva, una grande che ci ha condotto da questa immagine che io ho tratto da Pubblicità e Progresso. La pubblicità ci permette di leggere cosa succede nella società in quel momento, una pubblicità degli anni 70, 1977, in cui si parla ancora di diverso, di paura, di esclusione. Sì, nel 1967 io ero già alle scuole elementari, cioè è la nostra quotidianità. Per arrivare ad una percezione attuale di una realtà che è questa, dove la disabilità, la persona disabile riesce ancora ad avere una completa integrazione diciamo nel nostro urbano. Queste sono per noi, questa ma come tante altre sono ormai immagini normali. Ci tengo a sottolineare che siamo arrivati a questo controllo della progettazione anche perché c'è stato un grande impegno e l'Italia è sempre stata in prima linea rispetto a questo impegno a livello internazionale per approfondire quelle che sono le regole e gli standard che ci permettono di abbattere le barriere. Poi ovviamente come spesso accade, avanti nella formulazione degli strumenti, un po' indietro rispetto a quella che è l'applicazione. Mi piacerebbe in questa sede riuscire con voi a ripercorrere quello che è successo effettivamente in Italia
rispetto alla realizzazione di ambienti abilitanti che permettono l'inclusione anche delle persone disabili. I 20 minuti non me lo concedono. Allora ho scelto di prendere come punto fermo quello che succede, quello che viene, quello che significa, quello che è stato battezzato con la Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili del 2008. La Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili è un documento importantissimo rispetto al comprendere che cosa è cambiato e qual è la realtà attuale rispetto alla disabilità con riferimento alla progettazione. La Convenzione ONU, oltre appunto a stabilire quali sono i diritti di uguaglianza delle persone disabili, definisce finalmente le persone disabili in un modo univoco, dice che sono le persone che presentano durature malformazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali, quindi riconosce una condizione personale al singolo soggetto, in interazione con barriere di diversa natura che possono ostacolare effettivamente la piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri. Che cosa significa questo? Che fino alla Convenzione ONU si parlava di handicappato, cioè l'handicap come condizione personale di un individuo. L'handicap è un termine che è derivato dal mondo sportivo, è un ostacolo, un disagio, un limite che viene dato al concorrente, quindi alla singola persona. Con questa definizione dice no, attenzione, la disabilità è una condizione collegata allo stato fisico, mentale, sensoriale della persona, ma in interazione col contesto che lo circonda. Faccio un esempio per riuscire a rendere più chiara il valore di questa definizione. Una persona cieca è una persona che non vede, che ha una disabilità sensoriale che gli condiziona fortemente la capacità di orientamento in un contesto quotidiano, o meglio, così noi la vediamo. Ma se insieme a una persona cieca io vengo messa in una stanza arredata, completamente buia, la disabilità appartiene, cioè la disabilità è una condizione che diventa mia, che sono persona vedente, che in quello specifico contesto ambientale non sono più in grado di usare gli elementi che mi permettono un'autonomia in sicurezza. Questo esempio dovrebbe essere abbastanza chiaro e portato un po' all'estremo, ma io penso anche alla persona anziana, al nostro amato nonno che visitiamo a casa, che ha perso un poco l'udito e che partecipa alla vita della società familiare, ma nel momento in cui lo portiamo in un ristorante in cui non è controllato l'isolamento acustico, c'è rumore, c'è confusione, automaticamente perde la capacità uditiva, si sconnette, si scollega da quella che è la conversazione, viene escluso da quella che è la condivisione. Quindi una definizione importante che attribuisce il grosso onere alla progettazione architettonica di realizzare spazi che devono necessariamente essere il più possibile abilitanti. Questa però non è solo una convenzione che è rimasta sulla carta, è diventata legge in Italia, una legge nazionale sulla base della quale adesso le regioni stanno legiferando, la nostra ha già legiferato in materie specifiche di accessibilità ambientale, spostando l'attenzione quindi a quella che è una programmazione e pianificazione delle soluzioni che possono abbattere le barriere architettoniche. A questo punto un piccolo inciso. Quando si parla di una persona disabile di una persona disabile, il termine corretto è persona disabile, studente disabile, utente disabile. Non sono persone diversamente abili, cioè il termine diversità non esiste, disabilità è una condizione
specifica della persona in interazione con effettivamente effettivi elementi che possono creare ostacoli. Tutto ciò sulla base che siamo consapevoli che le persone non sono omologabili, ogni cosa all'altra, le persone hanno diversi profili per condizione fisica, mentale, intellettiva, ma anche per propensione all'azione, per formazione, per modi di muoversi singolarmente in gruppo, ma anche e soprattutto in relazione a quelle che sono le diverse fasi evolutive della propria vita. Nasciamo che siamo assolutamente non autonomi, abbiamo un percorso di evoluzione che ci cambia, che cambia quelli che sono i rapporti dimensionali con l'ambiente, cambiano le necessità, gli elementi di sicurezza, diventiamo adulti in una dimensione di normalità nelle differenze di diversi profili. Via via col passare degli anni l'invecchiamento porta automaticamente all'identificazione, indipendentemente dalle specifiche patologie, di condizioni di disabilità rispetto in determinati contesti. Velocemente i temi dell'architettura sono minimi funzionali, anche con il design degli oggetti. Il disegno industriale crea oggetti che sono dedicati per le persone disabili, quindi degli oggetti che possono costituire protesi, ma allo stesso tempo degli oggetti che possono fungere da ausilio agli ambienti per creare diciamo, l'uso degli spazi. Entriamo nel pieno di quelle che sono le tematiche della progettazione tecnologica dell'architettura, che rimanda appunto ad altre sedi di approfondimento. Importante che in questa sede sia chiara l'accessibilità è una condizione, un requisito fondamentale di ogni spazio, sia che identificazione delle regole d'uso, sia nell'identificazione delle regole per realizzare questo spazio. In questa immagine io ho riportato quello che è il simbolo internazionale della disabilità, è un simbolo che vale, disegnato, diciamo, divenuto simbolo internazionale nel 1968, che identifica un servizio dedicato a tutte le disabilità, anche se solo rappresenta un uomo su una ruota, una persona su sedia a rotelle, perché questa immagine con dei fiori che in un certo senso mi pacificano, mi rasserenano, perché quando parliamo di architettura e di design ci sono tutta una serie di regole che trasmettono anche dei messaggi di gradevolezza, cioè l'approccio al progetto per le persone disabili, o meglio l'approccio al progetto per l'accessibilità, è un tema che apre e che permette degli sviluppi molto interessanti, anche degli sviluppi molto interessanti che contengono poco la che dovrebbe avere l'architettura. Con due immagini, perché vorrei in questa sede mettere l'accento su che disabilità non è necessariamente il senso di angoscia e di disagio quando parliamo di accessibilità ambientale, quando parliamo di vita in una società. Disabilità è tantomeno senso di condizione, e non è tantomeno la posizione che si ottiene l'accessibilità. Due icone che sono alla pari che come significato sono alla pari dell'immagine precedente, e certo è che quella di sinistra rappresenta una rampa molto inclinata, inaccessibile, l'omino disegnato sembra con quelle mani voler chiedere quasi aiuto e sembra quasi scivolare indietro a questa rampa, quindi un messaggio di
di disagio molto forte, dall'altra parte la contrapposizione, visto che avete preso il mio posto, volete prendervi anche la mia invalidità. No, queste sono due chiavi di approccio che non appartengono a quella che è, la ratio di un progetto di architettura che tra i requisiti fondamentali considera l'accessibilità ambientale. Lascio la parola a Valeria. Eccomi, grazie Cristina, grazie mille per la tua prospettiva. Credo che sia stato interessante per tutti e anche ciascuno in qualche modo si è ritrovato nelle sue esperienze. Ci sono delle domande da parte di chi è online? Volete rivolgere qualche domanda alla professoressa Conti? Perché intanto magari rompo il ghiaccio io con una domanda, Cristina. Ovviamente mi piace molto questa espressione spazi abilitanti, no? Questa, diciamo, francamente mi sfuggiva, ecco, non è del linguaggio che uso io, mi piace, la userò, quindi è un concetto molto interessante perché fa capire come appunto c'è un'interazione importante tra il soggetto e l'ambiente e che quindi uno spazio può essere disabilitante o abilitante. Quindi è un concetto nuovo, devo dire, per me che non mi occupo di queste tematiche. Invece volevo però chiederti se nello studio delle tue, di questa prospettiva, di queste tue tematiche, hai incrociato quello che è un concetto che invece ormai è molto sviluppato nella giurisprudenza italiana, ma in particolare nella giurisprudenza europea, quindi sto parlando della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è il concetto di accomodamento ragionevole. Perché ormai ci sono molte sentenze che si incentrano su questo, cioè il datore di lavoro, quando ha alle sue dipendenze un lavoratore con delle disabilità, prima di licenziarlo, se questo lavoratore non riesce ad integrarsi con l'ambiente, deve fare di tutto per rendere l'ambiente di lavoro, possiamo dire, uno spazio abilitante. E quindi c'è questo concetto di accomodamento ragionevole che obbliga il datore di lavoro ad adempiere, cioè a sistemare il più possibile lo spazio, ma poi anche i mezzi, gli strumenti che servono per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modo da consentire al lavoratore disabile di poter continuare la sua attività lavorativa. Mi chiedevo se questo concetto, che ormai è molto sviluppato nella giurisprudenza e appunto ci sono molte condanne ai datori di lavoro da parte della giurisprudenza interna ed europea, se questo concetto l'hai incontrato anche tu nelle tue materie, nella tua prospettiva. Allora, l'accomodamento ragionevole cade, è definito anche dalla Convenzione ONU, la quale riconosce l'impossibilità di una progettazione for all. Io sono la prima che dice che il design for all magari esistesse, non esiste, no? Per cui la stessa Convenzione ONU dice che laddove per specifici gruppi di persone con specifiche disabilità, laddove la condizione inclusiva possibile, è doveroso rispondere al servizio del quindi diciamo, la progettazione dell'accessibilità ambientale prende in considerazione il fatto che alcune disabilità non possono essere soddisfatte in una visione for all, quindi è necessario proporre l'alternativa. Non ci si può però nascondere dietro questa scusa, nel senso che fino a una decina di anni fa, laddove c'era una scala o si doveva progettare un raccordo tra livelli differenti con una scala, invece di ragionare e provare a risolvere l'integrazione di una rampa nella scala stessa senza dividere i flussi di persone, si proponeva il servoscala. Il servoscala è un accomodamento ragionevole. Il servoscala però è una soluzione ragionevole che porta ad un ragionamento ancora in chiave di integrazione, cioè la persona disabile che ha bisogno di usare il servoscala deve chiedere alla portineria
dell'edificio o in ogni caso deve staccarsi dal flusso di persone e ricercare la via, cioè, diciamo, la via risolutiva. Quindi, per dare una risposta a quello che dici tu, l'accomodamento ragionevole esiste come strumento laddove il progetto non può arrivare. Al progettista è chiesto di provarle tutte prima di adottare un accomodamento ragionevole. È tuttora usata come, scusatemi il termine, scusa, perché è una soluzione che semplifica soprattutto in risposta a quelle che sono le leggi che richiedono un'accessibilità, una visibilità e una adattabilità degli ambienti. Quello che il progettista deve fare è ridurre il più possibile quello che è l'uso dell'accomodamento ragionevole. Quindi, tornando adesso, ragionando a quello che è abbiamo l'ambiente abilitante per tutti, la possibilità di avere degli ausili che rendono abilitante l'ambiente, eventualmente in una chiave di integrazione, abbiamo gli ausili della persona che entrano poi in interazione con gli ausili. Quindi è perfettamente allineato, ancora troppo usato come scusa o come soluzione a una chiave di progetto. Grazie Cristina, molto interessante. Ci sono altre domande? Sulla chat, Asaria, puoi verificare se c'è qualche domanda? E qualcuno ha alzato la mano. Prego, Elena Frattolini. Sono io, stavo scrivendo in effetti nella chat, ma non ho fatto in tempo. Sempre la sua voce. Ecco, allora esplicito la domanda personalmente, tolgo uno dei due microfoni. Volevo ricollegarmi all'osservazione che ha fatto lei, professoressa Felì, in relazione alla necessità di rendere lo spazio il più possibile abilitante prima di dover licenziare diciamo, il lavoratore che per qualche motivo è diventato disabile o insomma non è più in grado di lavorare negli spazi in cui lavorava precedentemente. E chiedo alla professoressa Conti se questo concetto di risorsa espressa dalla eliminazione, cioè il concetto di eliminazione delle barriere architettoniche come risorsa può essere seguito, cioè in questo caso per esempio un'azienda si potrebbe vedere costretta a perdere le competenze, l'expertise di un lavoratore che ha formato per anni solo perché magari ci sono delle barriere che impediscono che lavori, e quindi diciamo l'eliminazione è una risorsa, non è più solo un costo per l'azienda. L'eliminazione di barriere può essere visto anche come una risorsa per l'azienda che non perde quel lavoratore in cui aveva investito per anni. Così abbiamo già discusso altre volte come l'eliminazione di barriere può essere una risorsa perché permette diciamo un'affluenza turistica in determinate aree dove la persona con disabilità non può giungere, o permette la fruizione di servizi alla persona o appunto servizi commerciali che altrimenti invece non raggiungerebbe. Ecco, diciamo, oggi lei, dottoressa Filì, mi ha fatto guardare un altro aspetto dell'eliminazione delle barriere architettoniche, un aspetto che all'interno delle aziende spesso non è visto come una risorsa, talvolta è visto come un costo, come un onere da sobbarcarsi, però in realtà talvolta e spesso anzi le aziende hanno investito nella formazione del personale e diciamo perdere una persona formata è un costo talvolta più grave, più gravoso che diciamo, ecco, a Cristina chiedevo se diciamo nel settore ci si sta dirigendo anche verso questo punto di vista, se si sta così la chiave dell'accessibilità come risorsa economica, quindi non la disabilità come risorsa economica, la chiave dell'accessibilità agli ambienti come risorsa economica è uno dei motori che ha spinto e che ha permesso poi dei grandi passi avanti, no? Nel senso che si è cercato di investire sull'accessibilità da un lato innanzitutto per le ricadute positive sul welfare,
perché più è autonoma una persona, più una persona riesce a rimanere autonoma e al lavoro, c'è un ritorno economico complessivo. Accessibilità come risorsa per aumento dell'attrattività di un bene. Se noi pensiamo all'accessibilità dei musei, all'accessibilità degli alberghi, all'accessibilità di tutte le strutture ricettive, significa aumentare il possibile bacino di utenti. Quando si ragiona in termini di attrattività turistica, la persona disabile difficilmente si muove da sola, si muove in gruppo, si parla di famiglie che si muovono insieme. Quindi prendiamo ad esempio l'esempio dell'accomodamento ragionevole di un albergo. Per legge l'albergo deve avere delle stanze dedicate. Se non ha persone disabili che occupano la stanza dedicata, ha una stanza vuota. Se invece l'albergo investe nel realizzare una, due, più stanze che con gusto integrino le strutture di ausilio delle persone disabili, dedicate alle persone disabili, perché spesso appunto è una questione, come dicevo prima, di ausili che sono anche oggetti di design. A questo punto ha una stanza che è sempre messa a disposizione come offerta, ma soprattutto apre la possibilità di avere di offrirsi ad un bacino di utenti più ampio. La stessa città, lo stesso investimento urbano nel rendere accessibili i percorsi urbani significa da un lato accessibilità come risorsa per l'autonomia delle persone e dei cittadini, dall'altro lato se un cittadino è autonomo di muoversi è anche un possibile acquirente per un negozio, è possibile, si apre, diciamo, si aumenta il potenziale numero di persone che hanno autonomia di movimento nel sistema. Certo. Chiudo dicendo che l'architettura ha l'obbligo l'architettura realizza delle opere che servono e in quanto tale devono servire alle persone che nella nostra società quotidiana hanno una quantità di profili e di esigenze che richiedono un'accessibilità trasversale. La mamma che ha il bambino piccolo sul passeggino, la mamma o la famiglia che si muove con il bambino piccolo sul passeggino ha bisogno dello stesso spazio e degli scorgimenti di una persona disabile che si muove su sedia. Analogamente una pavimentazione non disconnessa, che è ostacolo per persone che hanno difficoltà motorie di movimento, magari col bastone, non fa inciampare una persona che non ha il bastone, che magari poi dopo si fa male, che ha un periodo di disabilità temporanea. Cioè si apre un mondo creiamo degli ambienti fruibili in sicurezza. Grazie Cristina, una bellissima chiusura con degli esempi molto significativi perché appunto quantomeno noi donne abbiamo tutte provato che cosa significhi girare per una città con un passeggino, quindi quantomeno quello e certamente abbiamo tutti fatto le stesse riflessioni, quindi grazie per il bellissimo talk, per la prospettiva che ci hai dato, per lo sforzo di semplificazione che poi è l'obiettivo di questo ciclo di webinar, cioè essere semplici e riuscire a comunicare dei concetti però molto complessi che alle basi hanno, come avete potuto vedere, delle ricerche impegnative, dei progetti di ricerca, molte persone che ci lavorano. Quindi grazie alla professoressa Cristina Conti. Vi segnalo questo, la prossima settimana non ci sarà il talk come potete vedere dalla locandina, ci si rivede il 13 novembre e l'appuntamento sarà con la professoressa Anna Zilli, che ci parlerà di strumenti per l'inclusione delle diversità nelle pubbliche amministrazioni. Auguro un buon fine settimana a tutte e a tutti, grazie e arrivederci al 13 novembre.